Eccomi qui, come se fosse passato solamente un giorno. Posso ancora sentire le grida dei miei amici intenti a giocare, il profumo dell'aria sull'erba appena tagliata, i colori tiepidi di una giornata di tarda primavera. All'orizzonte le fiamme delle ciminiere puntate in aria come cannoni. Ma è solo un bambino! Lorenzo è affetto da una cardiopatia congenita che deve essere curata in breve tempo. E non esiste un'altra soluzione al trapianto? No. Non abbiamo alternative. Ma il vero problema sono le liste di attesa. I donatori in età pediatrica sono ancora più scarsi degli adulti. Mi sta dicendo che Lorenzo avrà il cuore di un altro bimbo. La procedura prevede che appena viene segnalata l'esistenza di un potenziale donatore, il primo paziente compatibile presente in lista di attesa entri in ospedale e si prepari per il possibile intervento. E quanto tempo ci vorrà? Non lo possiamo sapere, può accadere in qualsiasi momento. Mi dispiace, signora. Signor Lorenzo è piccolo. Signora, dobbiamo affidarci alla sensibilità di due altri genitori che dovranno prendere una decisione importante in un momento doloroso. Cosa farebbe lei al posto loro? E lei che cosa farebbe, dottore? Se rifiutando il problema potessi vivere imperturbato, sicuro che anche la vita di qualcun altro lo sarebbe, non sarei qui a chiedermi che cosa sia giusto fare, lasciando immaginare a chi mi ama quale sarebbe stata la mia scelta. Non farei che aggiungere altro dolore. Ora, in questo deserto, che è sempre più desolato, io prendo la mia decisione.